giorno più caldo, temperature oltre i 38 gradi nella Marca Trevigiana, la più bollente del Veneto, e la Protezione Civile ha prolungato lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino a lunedì. Crisi di governo, italiani al voto il 25 settembre, una scelta indicibile fatta a spese del Paese, commenta il senatore Demma Ferrazzi. I sindacati chiedono una dimostrazione di responsabilità alla politica. L'inchiesta, tamponi rapidi e la richiesta di rinvio a giudizio per il microbiologo Rigoli e l'ex DG di Azienda Zero Simeonato. Con il PD che va all'attacco chiederemo un'inchiesta interna, massima fiducia nella magistratura per la regione. Lo Stato ha confiscato a Luigi Compiano la sua villa di Treviso, nuovo capitolo del crack miliardario dello storico gruppo di vigilanza privata. Materiale pedopornografico nel computer, arrestato un uomo residente nella Bassa Padovana, trovati dalla polizia postale 11.000 file. Un minorenne dell'Est Europa è stato abbandonato all'autogrill di Cessalto, il ragazzo ora sta bene ed è in una comunità. A raccontare l'episodio il sindaco. Dopo l'incontro con il commissario al Mose Spiz, le aziende confermano entro dicembre 2023 verranno terminati i lavori alle bocche di porto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna. In apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali, il caldo record di queste ore. Si stanno macinando sempre più record per l'appunto sul fronte delle temperature. La provincia più calda, quella di Treviso, con il picco che si è registrato a Nervesa della Battaglia. Pensate, 38,5 gradi. Sono ore bollenti a nord-est. L'anticiclone africano Apocalisse 4800 non sta concedendo tregua dalle Dolomiti alla laguna. I termometri, soprattutto quelli delle auto, sono letteralmente impazziti. Queste alcune delle foto inviate da voi telespettatori. Le temperature certificate da ARPAV restano comunque da record. Il rilevamento alle 3 del pomeriggio ha confermato ancora una volta Nervesa della Battaglia sulla pedemontana trevigiana come il comune più caldo del Veneto, 38,5 gradi. Poco sotto Treviso, il capoluogo più torrido, 38,3, oltre 35 gradi a Belluno, 37 a Feltre, quasi 32 ad Auronzo, più ventilata la costa, 33,6 a Venezia. ARPAV ha poi comunicato il superamento della soglia di informazione fissata a 180 microgrammi per metro cubo per l'ozono nella stazione di rilevamento dell'Alta Padovana, che si trova però in territorio di Castelfranco Veneto. 204 il valore raggiunto, da qui le raccomandazioni. È bene che i bambini, donne in gravidanza, anziani, chi svolge attività lavorativa e fisica all'aperto e in particolare i soggetti asmatici e con patologie polmonari e cardiologiche evitino prolungate esposizioni all'aperto. Per il weekend la colonnina di mercurio potrebbe portarsi sui 40 gradi, con la Protezione Civile del Veneto che ha prolungato fino a lunedì lo stato di allarme climatico per disagio fisico in tutta la regione. Attivo il numero verde, operativo già da qualche giorno. Temporali di calore sono previsti in montagna, soprattutto nella zona del Cadore. E a proposito di terre alte, Col Diretti conferma l'allarme dei giorni scorsi, i pascoli sono sempre più secchi, il ritorno dall'alpeggio sarà anticipato. Di fatto non c'è più quel bel prati e pascoli verdi che permettevano appunto agli animali di poter stare in questa fase estiva nei pascoli. Oltre a presidente Col Diretti Verona Vantini è anche a capo del consorzio di bonifica Scaligero. L'Adige è sempre più sorvegliato speciale. Noi di fatto preleviamo il 60% di quello che solitamente preleviamo in una stagione normale e stiamo cercando appunto di suddividere la risorsa nel miglior modo possibile in tutto il territorio, anche se non è semplice. Insomma, è in arrivo un weekend davvero bollente. La categoria più esposta è quella degli anziani. La comunità di Sant'Egidio a Padova si attiva con iniziative specifiche. Quello in arrivo sarà un fine settimana rovente, le temperature ancora in salita potrebbero sfiorare i 40 gradi, ma percepiti potrebbero essere anche di più, specie in città. La Protezione Civile Veneto nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico. La categoria più a rischio è quella degli anziani, che rimangono spesso soli. La comunità di Sant'Egidio ha stimato che sono circa 206.000 gli anziani in provincia di Padova. Per questo viene lanciato un appello a istituzioni, cittadini e anche commercianti. Se non li vediamo per un giorno, se non vediamo le
tapparelle che si alzano, se non si affacciano alla finestra, suoniamoli il campanello, cerchiamoli, non dimentichiamoli, aumentiamo anzi se possibile la rete di prossimità, di protezione e di vicinanza a chi è più anziano. Gli anziani hanno particolarmente patito gli effetti diretti e indiretti di questa pandemia che ancora non ci dà tregua, per cui non dimentichiamoli, stiamo attenti, ricordiamoci di loro. A Padova Sant'Egidio segue centinaia di anziani segnalati dal comune. Il programma Viva gli anziani è pensato proprio per prendersi cura delle persone più fragili che rimangono sole e hanno bisogno di assistenza, in particolare in periodi di grande caldo come quelli che stiamo affrontando. Molte le iniziative in programma. Promuovere degli appuntamenti nei quartieri per la socialità, perché gli anziani non rimangano da soli. Così è ad esempio il gelato sotto le stelle che la sera offriamo in 5 quartieri della città di Padova con cadenza settimanale. Così sono alcuni cosiddetti centri estivi che la mattina nelle ore un po' migliori permettono agli anziani di uscire di casa, di leggere insieme il giornale, di fare una tombola, di giocare a carte. Sembra poco, ma in realtà è moltissimo. Secondo le previsioni di ARPAV, a Padova l'apice del caldo è atteso proprio per il fine settimana. Per le piogge bisognerà ancora attendere qualche giorno, potrebbero arrivare verso martedì o mercoledì. Nel frattempo i consigli per fronteggiare questi giorni torridi sono quelli tradizionali: evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto, mangiare frutta e verdura fresca, indossare abiti con tessuti leggeri che lasciano respirare la pelle. Torniamo sulla fine del governo Draghi. Le forze politiche di fatto si stanno muovendo già in vista delle elezioni fissate al 25 di settembre, tra queste anche il Partito Democratico che va all'attacco. Siamo davanti a una cosa imprevista, una cosa mai vista. Delle forze politiche chiare si sono assunte le responsabilità davanti al Paese, davanti alle forze economiche, alle famiglie, alle persone più disagiate, di far cadere il governo Draghi. In un momento così delicato per la nostra nazione. È un fatto gravissimo, è un fatto inaudito, incomprensibile, se non nella logica dei giochini partitici, cioè nella logica di guadagnare 2-3 voti in più nelle prossime elezioni, a spese del Paese. Non nasconde il suo sdegno verso quanto accaduto il senatore veneziano del PD Ferrazzi all'indomani delle dimissioni di Mario Draghi, dello scioglimento delle Camere e dell'annuncio al voto il 25 settembre. Adesso serviva stabilità, bisognava aspettare 6 mesi per consentire al governo Draghi di fare quelle riforme e di portare a casa i miliardi dell'Europa. Ma lei sa che se il decreto legge concorrenza non diventerà norma, legge, noi perdiamo 19 miliardi di euro del PNRR, che erano soldi che andavano ai nostri sindaci per la rigenerazione urbana, andavano all'incentivazione dell'economia, soldi per il mondo del lavoro, soldi per la povera gente, soldi per aiutare il mondo delle imprese. Tutto questo rischiamo di perdere per la responsabilità della Lega, di Forza Italia e dei 5 Stelle. I tempi sono stretti e bisognerà scegliere dei candidati che siano in grado di dimostrare fiducia agli italiani, una fiducia che hanno perso da tempo. Gli italiani sono incazzati, giustamente, sono increduli rispetto allo spettacolino indegno che io purtroppo ho dovuto vivere e subire direttamente al Senato 2 giorni fa. Sono increduli perché mentre non riescono ad arrivare alla fine del mese, mentre le imprese non sanno come portare avanti le attività economiche, mentre i sindaci fanno di tutto per tenere vive le loro città, alcuni per giochini politici ci hanno messo tutto in questa condizione. Gli italiani sono arrabbiati, giustamente, però noi dobbiamo confluire questa energia in forza, in proposta. Sicuramente preoccupati sono i sindacati, ci sono timori per la tenuta economica e sociale. Noi rischiamo uno spread che schizza all'insù, rischiamo tassi di interesse che non saranno più competitivi, quindi le imprese non potranno finanziarsi, rischiamo l'inflazione che va fuori controllo, è già fuori controllo ma deve essere riportata sotto controllo, quindi uno scenario drammatico, scenario da terzo mondo. Io credo che proprio per questo ci debba essere quella responsabilità da parte di tutti. Noi avevamo un appuntamento con il governo il 27 di questo mese per avere delle risposte sulle questioni che avevamo posto ancora a suo tempo, ma anche nell'ultimo incontro fatto il 12 di luglio. E purtroppo questo appuntamento non ci sarà.
La preoccupazione espressa dagli imprenditori veneti di fronte alla crisi di governo che si è aperta ieri con le dimissioni del premier Draghi è la stessa condivisa dai sindacati. Uno scenario dalle tinte fosche attende il Paese da qui al voto del 25 settembre. Il segretario generale della CGIL non nasconde la sua amarezza verso la politica. C'è una sorta di atteggiamento infantile da parte della politica, perché rispetto a questa situazione e rispetto alle questioni e ai problemi che dovevano essere affrontati anche sotto l'aspetto economico e non solo, con una pandemia ancora in piedi e con una guerra alle porte, io penso che la politica doveva dimostrare un po' più di capacità di affrontare le cose. Dal collega della CISL un appello proprio rivolto ai politici. La politica, soprattutto che si appresta a una campagna elettorale complicata, deve dare un segnale forte al Paese, alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, ai pensionati, agli anziani, tutti coloro che hanno bisogno di sostegno. Deve dare un segnale forte di essere capace di governare questa fase delicatissima di transizione. Per Paglini è necessario fare presto. Quello che temiamo è anche una crescita della tensione sociale, proprio perché se non governiamo i fenomeni e i processi si rischia proprio questo. Quindi c'è bisogno che il governo che nasce sia un governo che dia una risposta forte, di unità del Paese. Anche perché, sottolinea Visentin, c'è una credibilità da riconquistare a livello internazionale. Non mi sembra che l'Italia stia facendo una bella figura in questa fase, per cui anche là, se si parla di affidabilità, a un certo punto diventa anche difficile per chi sta operando anche con operatori stranieri, eccetera, ribadire la propria affidabilità. Torniamo adesso all'inchiesta sui tamponi rapidi Covid, dopo che la Procura della Repubblica di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per il microbiologo trevigiano Roberto Rigoli e l'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato. La stessa Procura della Repubblica in una nota esclude tentativi di corruzione. Ci sono poi le parole del presidente Zaia: massima fiducia nella magistratura e stima per Rigoli si faccia chiarezza. Gli elementi emersi dall'indagine di Padova orientano a escludere profili di corruttela o di coinvolgimento di livelli politici sovraordinati nelle decisioni contestate. È la precisazione del procuratore della Repubblica di Padova, Antonino Capelleri, affidata ad una nota in merito alla vicenda dei tamponi rapidi utilizzati tra la prima e seconda ondata Covid. Nei giorni scorsi il PM Benedetto Maglio Roberti aveva chiesto il rinvio a giudizio per falso in atto pubblico nei confronti dell'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato e del microbiologo Roberto Rigoli, indagato quest'ultimo anche per depistaggio perché avrebbe fornito documentazione fasulla. Gli atti sono stati ora trasmessi dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti di Venezia, che valuterà un eventuale danno erariale. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 12 dicembre. Ritengo di aver operato nello svolgimento della mia attività con il massimo scrupolo e nell'esclusivo interesse della collettività. Confido che già all'udienza preliminare sia possibile chiarire ogni aspetto della vicenda e appurare la correttezza del mio operato, le dichiarazioni di Roberto Rigoli riportate in un lungo comunicato stampa. E invece l'avvocato Alessandro Moscatelli, legale dell'ex DG e Patrizia Simeonato, ad intervenire sulla vicenda. La dottoressa Simeonato respinge con forza le accuse avanzate dalla Procura. Emerge già oggi, senza necessità di un processo, come la stessa sia sempre comportata con i soli obiettivi di tutelare la salute pubblica e di preservare gli interessi della pubblica amministrazione. L'inchiesta riaccende il dibattito politico con i consiglieri regionali del Partito Democratico che annunciano che nei prossimi giorni chiederanno tutta la documentazione e l'avvio di un'inchiesta interna per capire cosa sia avvenuto. Il presidente Luca Zaia auspica venga fatta presto chiarezza. Ho il massimo rispetto per il lavoro della magistratura e auspico che faccia chiarezza, ma lo faccia veramente con velocità. Mi permetto solo di dire questo, anche perché non è giusto che ci sia una gogna per le persone coinvolte. Esprimo fra l'altro la mia stima ai due dirigenti, in particolar modo al dottor Rigoli, che conosco da 30 anni. Avrà modo di dimostrare tutto quello che sa di questa vicenda. Ricordo che i tamponi oggetto dello scandalo sono i tamponi usati non solo in Italia ma in tutto il mondo.
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato gli articoli della legge regionale del Veneto sul riordino della sanità che aumentavano i pazienti per i medici di base, informazione che inserivano gli specializzandi in supporto ai pronto soccorso ospedalieri. La Regione si dice pronta a ricorrere in ogni sede opportuna a difesa di quanto sancito dalla legge impugnata dal Governo. Le disposizioni, evidenziano i tecnici della Regione, sono finalizzate ad attenuare la grave carenza di medici di medicina generale e di personale medico che affligge i servizi di emergenza-urgenza e che si è drammaticamente aggravata negli ultimi tempi, al punto da fare addirittura preconizzare la chiusura di intere strutture, con la conseguente compromissione del diritto dei cittadini di accedere a un servizio fondamentale, una situazione che peraltro non riguarda soltanto il Veneto, quindi si apre un nuovo fronte. Veniamo alla cronaca, c'è un nuovo capitolo nel crack della Compiano. Lo Stato italiano ha confiscato la villa di Luigi Compiano in via Ugo Bassi nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso. Ad eseguire il provvedimento la Guardia di Finanza trevigiana. È un'azione, come abbiamo detto, importante perché assicura al patrimonio dello Stato una villa di pregio del valore di circa 1.300.000 euro. Deriva questa confisca dall'accertamento di alcuni reati tributari, in particolare dall'omesso versamento di IVA. Il provvedimento arriva al seguito della sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso dell'ex patron della Nordis Service, che per il crack aveva ricevuto una sentenza di 6 anni, 6 mesi. Una vicenda che parte alla fine del secolo scorso con la raccolta compulsiva da parte del figlio maggiore di Arnaldo Compiano, da sempre il metronotte di Treviso. In 18 anni Luigi aveva accumulato una fortuna in auto, moto, imbarcazioni d'epoca, utilizzando i soldi che venivano depositati nel caveau dell'azienda di famiglia. Una vicenda che aveva coinvolto anche chi avrebbe dovuto controllare quel denaro sparito. E nel corso del processo per bancarotta, nella sezione legata all'IVA non versata, Compiano aveva sostenuto che il buco atteneva le fatture di vendita di beni e prestazioni che non erano state pagate dai clienti debitori e che pertanto l'omesso versamento dell'IVA da parte sua era stato causato dal mancato incasso. Nella sentenza è prevista anche la confisca di 1.225.000 euro di IVA non versata, ora compensata con questa villa da 30 vani con annesso parco secolare. La legge già da un po' di anni consente di sequestrare, se non si riesce a prendere il denaro, anche beni mobili o immobili, quindi per equivalente. In questo caso, appunto, non avendo trovato sui conti correnti dell'indagato le somme necessarie a ristoro per le casse dell'erario, siamo andati a cercare appunto beni immobili, in questo caso questa villa. Questa villa è stata confiscata, quindi lo Stato adesso, con i meccanismi previsti dalle procedure, potrà decidere se venderla e quindi realizzare e quindi monetizzare il valore del bene, oppure si potrebbe decidere di destinare questo immobile a attività pubbliche. Oppure anche il Comune potrebbe dire la sua sul futuro di questa villa, mentre le Fiamme Gialle escludono che Compiano possa ricomprarsi l'immobile, magari attraverso una società finanziaria. A livello generale, coloro che utilizzano prestanomi per rientrare in possesso dei propri beni, diciamo che non fanno una bella fine, perché ci sono dei meccanismi di legge che consentono, insomma, di aggredire queste forme per evitare i provvedimenti esecutivi sui patrimoni sequestrati. Rimaniamo nella Marca trevigiana e andiamo a Cessalto per un fatto davvero triste, inquietante. Un minorenne dell'Est Europa è stato abbandonato all'autogrill. Questo è il racconto del sindaco di Cessalto. Un adolescente è stato abbandonato in autogrill. I nostri, fortunatamente, sono intervenuti subito le forze dell'ordine, il nostro ufficio di assistenza sociale, e hanno permesso a questo bambino di essere recuperato ed essere messo in sicurezza in una comunità. Succede anche questo in A4. È ora che il ragazzino minorenne di età presunta tra i 16 e i 17 anni è al sicuro e sta bene. A parlarne il sindaco di Cessalto. L'episodio sconcertante, seppure non rarissimo, è accaduto qualche settimana fa. Le procedure di identificazione sono in corso. Con ogni probabilità si tratta di un giovane albanese. Difficile capire chi possa averlo lasciato l'autogrill, forse un trafficante di esseri umani che si muove tra Italia ed Est Europa. Molto spesso, non so se questo è il caso, però in passato mi hanno raccontato di veri e propri tassisti che lasciano i bambini alla prima piazzola, vedendo, e noi Cessalto purtroppo siamo una delle prime dalla frontiera,
famiglia e vedendo poi la sicurezza di una divisa lasciano lì il bambino nella certezza che poi sia lo Stato italiano a doversi farne capo. E a farsene carico nella fattispecie è il comune di ritrovamento, un tema, quello dei minori non accompagnati, da tempo sollevato dalla stessa conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Del resto l'esborso per le casse comunali è considerevole e troppo spesso i rimborsi da parte dello Stato sono molto lenti. Tenere un bambino minorenne non accompagnato in una cooperativa ci costa più di 100 euro al giorno, quindi per un comune cominciano a diventare cifre esorbitanti, abbiamo dovuto fare delle variazioni di bilancio. Purtroppo ai comuni vengono delegate tantissime funzioni e tanti oneri. Quanto al diretto interessato, vorrebbe cercare un lavoro, ma prima ci sono diverse questioni da risolvere. Lui vuole solo cercare lavoro e cercare una propria dignità. Gli abbiamo spiegato che purtroppo in Italia non è così, che dovrà comunque rimanere in un'azione protetta, quindi in una dimensione protetta almeno fino ai 18 anni, e lo Stato italiano se ne farà capo se non troveremo il modo di riportarlo alla sua famiglia, che è la cosa più naturale e giusta che sia. Materiale pedopornografico nel computer, arrestato un uomo residente nella Bassa Padovana. Nel suo computer la polizia postale ha trovato migliaia di immagini e file con minori in atteggiamenti sessuali espliciti. Un uomo residente nella Bassa Padovana è stato arrestato per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico dopo un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia e avviata su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'uomo arrestato aveva un profilo sui social network attraverso il quale conservava immagini e video di sfruttamento sessuale di minori. Durante la perquisizione informatica sono stati rinvenuti oltre 11.000 file ritraenti minori, che hanno portato così all'arresto dell'uomo condotto in carcere a Padova. Sono in corso ulteriori indagini da parte della Procura distrettuale per approfondire la vicenda. Parliamo adesso di un maxi sequestro di droga avvenuto nel veneziano. Cocaina, hashish e marijuana. Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Venezia, che poi ha arrestato una coppia di albanesi domiciliati a Mestre. Durante un controllo specifico contro lo spaccio, i finanzieri hanno fermato un'auto che alla loro vista ha tentato di invertire il senso di marcia senza riuscirci. All'interno c'era la coppia. I due sono apparsi nervosi ed evasivi alle domande dei finanzieri e, accompagnati al vicino domicilio per una più accurata ispezione del veicolo, hanno individuato un'altra auto parcheggiata nel cortile. Nel bagagliaio c'erano vari panetti di hashish per un totale di circa 20 kg. Nel frattempo l'uomo ha tentato di scappare, ma è stato bloccato. Con il successivo intervento di un'unità cinofila, l'ispezione è proseguita anche all'interno dell'abitazione, dove le fiamme gialle hanno trovato 300 grammi di cocaina nascosti nel condotto di evacuazione dei fumi e documentazione relativa alla compravendita di stupefacente e materiale per il confezionamento della droga. Sono state trovate anche le chiavi di un altro immobile a qualche chilometro di distanza, adibito a deposito di stupefacenti. C'erano oltre 3 kg di cocaina occultati in un armadio, 18 sacchi con 20 kg di marijuana e 27 kg di hashish, suddivisi in 55 panetti. La droga probabilmente era destinata a rifornire le principali piazze di spaccio durante la stagione estiva e avrebbe fruttato sul mercato un profitto stimato in oltre 1 milione di euro. Rimaniamo nel veneziano per parlare di Mose. Se non ci saranno ulteriori intoppi, ci sono buone speranze per le imprese coinvolte nei lavori. Mose, la fine dei lavori alle bocche di porto è prevista nei tempi indicati, entro il 31 dicembre 2023. Dunque tra circa 17 mesi a Venezia. Lo confermano le ditte coinvolte con operai e maestranze nel cantiere. Si respira un'aria più positiva e di ottimismo dopo l'ultima riunione avuta con il commissario dell'opera straordinario Elisabetta Spitz. Ovviamente parliamo degli interventi alle bocche di porto, non delle opere complementari. La svolta, dopo decenni di parole, appare senz'altro più vicina. I cronoprogrammi dei vari cantieri che stanno via via riprendendo presso le bocche di porto sono assolutamente in linea con i tempi previsti dal cronoprogramma redatto dal commissario. Per rispettare le cadenze si lavorerà anche nel mese di agosto, ma entro la fine del prossimo anno il completamento dovrebbe essere realtà e dopo decenni non è cosa da poco a Venezia.
siamo assolutamente in linea con la tabella di marcia prevista affinché le opere siano terminate e consegnate entro il 31/12 del 2023. L'auspicio è che questo tipo di andamento da parte dei cantieri si mantenga tale nel tempo e quindi raggiunga gli obiettivi previsti. Nel frattempo, naturalmente il Mose continuerà, è bene ricordarlo, in modo sperimentale ad essere azionato anche il prossimo autunno nel 2023 in caso di necessità. Ci sarà poi da affrontare e risolvere la questione relativa alle opere di completamento e compensazione previste nell'appalto e delle manutenzioni, ma questa è un'altra partita. Abbiamo aperto questo telegiornale con il caldo record, vi do un aggiornamento che arriva dal Padovano, dalla città del Santo in particolare. Tra domenica e lunedì i canali del centro di Padova saranno totalmente asciutti. Su questa emergenza che non ha precedenti si è svolta poco fa una riunione in prefettura con la presenza di Comune, Provincia, Genio Civile, ULSS 6 e Consorzio di Bonifica, Bacchiglione e Brenta. Il sindaco Giordani dice: stiamo vivendo una situazione davvero complessa. Questo quindi è l'aggiornamento dal Padovano. Non ci resta quindi che guardare insieme le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Non si placa l'anticiclone africano, sarà un weekend torrido. Secondo gli ultimi aggiornamenti ci potrà essere una lieve attenuazione soltanto a partire da mercoledì 27. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 23 luglio. Sul Veneto tempo soleggiato ma con tratti di nuvolosità, specie al pomeriggio, e con possibili rovesci o temporali più che altro limitati alle zone montane. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 20 e 26 gradi, massime invece con punte di 39 gradi e clima molto afoso. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, vediamo anche in questo caso il contesto. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sui rilievi al pomeriggio possibili rovesci a carattere sparso. Temperature minime tra i 23 e i 26 gradi, massime sui 35-38 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà ampiamente soleggiato. Nel pomeriggio sera saranno possibili dei locali temporali di calore. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime infine sui 36-38 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.